Agarra a boca piena, bro. Mi dicono raduno Porsche da qualche parte. Fiossi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in montagna. Dopo una piccola parentesi a Creta al mare, mi raccomando guardate anche i viaggi a Creta perché non sono malaccio neanche quelli. Oggi siamo esattamente sotto la Marmolada, siamo al confine fra Veneto e Trentino Alto Adige, Passo Fedaia, e stiamo andando a scoprire il bivacco Bontadini. Restate con noi che ve lo facciamo vedere. Come al solito Consuelo cerca di prendersi un po' di vantaggio. Oggi comunque è per il momento una gran bella giornata di sole con qualche nuvola. Ci sono esattamente 3 gradi centigradi sopra zero alla partenza, ma fatti i primi 500 metri sto già sudando come un cammello in mezzo al deserto. Praticamente fino a qui, e vedo anche il proseguimento, il sentiero combacia esattamente con la pista da sci, quindi è larghissimo, battutissimo e comodissimo. La Consuelo sta arrivando. Io sono già arrivato in cima alla forcella Padon, all'incirca in 45 minuti, 50 con calma, e 350 metri di dislivello. Lì c'è il rifugio Padon. Praticamente questa qui è la sella che collega sciisticamente parlando Araba, che è giù dalla parte di là, con la Marmolada. Allora là, la Marmolada. Sì. Adesso secondo me andiamo fino in terrazzone del rifugio Padon. Ci chiaviamo un pezzettino di cioccolata e poi continuiamo la salita. Questa qua è cima Mesolina. E neanche a dirlo, non questo qua con la croce, ma quello dietro è Monte Padon. Adesso la croce probabilmente sarà in ricordo dei caduti per la guerra, visto che anche qua è stata zona di prima guerra mondiale. Dai che adesso faccio una bella panoramica come piacciono a Emilio. Tocchetto di cioccolatina della mucca viola e via.
mio amore, no, non mangio cioccolato, ancora il panino di questa mattina a colazione sullo stomaco. Dopo una breve sosta al rifugio Padon, giusto per spezzare un po' il fiato e come al solito inchiodare le gambe, perché appena ti fermi le gambe si inchiodano, continuiamo a salire dietro al rifugio fino all'arrivo della seggiovia del Passo Padon e qui prendiamo verso sinistra. Qua c'è un primo ricordo della Grande Guerra, un bel cannone, e noi andiamo su per di qua in mezzo al Paccioro, che c'è un sacco di neve sciolta e quindi acqua, bagnato dappertutto. Fioi, ho visto l'orso, fum, guarda qua, era un orso. Bello l'orso. La nostra salita mi sa che è super di là, affronteremo un po' di neve probabilmente. Voi non li vedrete perché sono neri su scuro, ma c'è uno stormazzo di corvi, non so neanche se siano corvi, sono tutti neri col becco arancione, sembrano quasi più merli che corvi, ma sicuramente non sono merli. Se qualche esperto di volatili è qui sul canale potrebbe dirmi che tipo di uccelli sono. Ovviamente dall'arrivo della seggiovia la strada diventa un sentiero che in alcuni punti è anche sistemato bene con scalette, terrazzamenti in legno e pietre, e da qua, da questo scorcio, si intravede anche il Caregon del Padre Eterno, ovvero il Pelmo, e in fianco lì è l'Antelao, e sotto qui c'è il mio amore che mi starà maledicendo i vivi e anche i morti, ma non importa, tanto so che mi ama lo stesso. Continuiamo a salire. Allora, il lago e Sua Maestà la Marmolada. Noi andiamo su di là. Qui c'è anche un pezzettino di scaletta con la corda metallica. Comode queste scalette, un po' alte come passo. Va bene lo stesso. Vediamo la Consuelo, la reazione che avrà. Ecco, ha detto orco Giuda, sapevo me. Altro pezzettino attrezzato, scaletta in legno e cordino. E si va su. Ed ecco che in mezz'ora dal primo rifugio, circa 150 metri di dislivello aggiuntivi, siamo arrivati al bivacchetto Ernesto Bontadini. Sotto a questa
bella punta di roccia, Monte Mesola. Guarda che posticino. Vabbè, qua vedete i soliti adesivi, vabbè, potresti anche a fare del manco e attaccarli, perché tanto è da fare pubblicità, non lo so. Facciamo attenzione a non spestare tutto il pacciolo che c'è qua per andare dentro. Guarda, tac, vediamo che nauciata. Beh, una parete sulla roccia. 1, 2, 3, 4 posticini in letto, senza coperte, senza materassini, senza niente. Qua abbondanza di Simmental e carne montana e nient'altro. Non c'è la stufa, speravo, ma invece no. Non importa, vabbè, tanto non dobbiamo dormire qua. C'è un calice, uno e uno solo calice, quindi può fare il brindisi uno da solo e basta. Adesso mi tolgo un attimo lo zaino, andiamo a vedere di sopra il soppalchetto. E alla fine il soppalchetto è un soppalchetto così a spanne ci sta anche in 8, forse anche 10, bello largo. C'è un solo materassino di spugna che vabbè, ha visto tempi migliori, e come benvenuto squasse, ti vedi, ti vieni su, bivacco, porta su la roba piena e portano giù e lasciano su la roba vuota, va bene. Comunque qua mi sa che dormire qua anche no, qua è pieno di cacchette, saranno topi, saranno ghiri, non lo so, ma comunque onto e onti chi che viene su, va bene. Adesso vediamo di farci un pranzetto di quelli top. Cioè adesso scusa la location di questo bivacchetto, di faccia alla Marmolada, stupendo, semplice, per arrivarci è semplice, non estremamente faticoso. Adesso qua ci deve essere qualche resto delle fortificazioni della guerra, il ricordo dei caduti della guerra 15-18, una croce. Sì, era qua c'erano gente che perdeva la vita qua sopra. Adesso arrivo in cerca della torcia e vediamo cosa si vede qua sotto. Qua è già chiusa, qua è chiusa. Andiamo a vedere da qua. E ora qua. Colonnina di cemento, e qua c'era una bella postazione sul passo Fedaia, era qua, sì. Bella. Freschetto qua dentro. Ma si scende un po'.
un'altra visuale. Qua ci sono anche le scalette, altra postazione. Altra sospensione in cemento. E qua l'ultima postazione. Non vado avanti perché c'è l'acqua, però che roba. Adesso torno al bivacchetto e vi faccio vedere cosa mangiamo. Se ciao notte, pensavo io fosse solo là, invece qua è tutto traforato, guarda che roba, acqua, guarda, qua c'era uno stanzone, acqua, stanzone, tutto dentro la montagna. Andiamo a vedere dove ci porta questo cunicolo, cioè pensare il culo che si sono fatti per scavare un po' di postazioni. Vabbè, qua si stringe tanto, però vi faccio vedere i primi piruli di ghiaccio della stagione. Adesso qua faccio una foto. Altra deviazione, vediamo questa fin dove ci porta. E poi torniamo dal mio amore perché mi aspetta affamata. Oh, si scende, si scende. Sì, ma qua si scenderebbe dappertutto, ma qua ci sarebbe a stare dentro giorni secondo me. Qua hanno messo anche delle tavolette di legno per passare sopra l'acqua, guarda che bene. Tac. Qua c'è praticamente un laghetto, guarda che figo. Un laghetto interno con l'acqua che sarà a 0 gradi praticamente. Anche qua dentro lasciate la merda, bravi. Guarda qua, tac. Che posti ragazzi, che posti. Qua strettino si va fuori e qua è pericoloso, torniamo indietro, via, super di qua. Fiossi, sono curioso, lo ammetto, sono venuto giù anche per l'ultima discesa, ma di qua no, però di qua secondo me si esce. Là, guarda qua. Guarda che roba. Probabilmente gli altri buchi proseguono lungo tutta questa parete, però direi che anche basta, tanto saranno tutti uguali, quindi non vale la pena continuare a scendere per poi risalire. Torniamo dentro alla montagna, yeah! Andiamo dall'alelo. Vedete, di qua si va giù ancora, ma basta. Su. Nel frattempo sono arrivati degli amici qua al bivacco Bontadini. Lui ha una super zuppa di patate e porcini quelli doc. Invece qua la cucina del bivacco cosa presenta oggi? Guarda qua, fagioli, zuppa di fagioli, pastina di talini cotti ieri sera a casa e viusterini. Adesso taglio un viusterino e vi faccio vedere cosa succede.
un pochino di olio, appena, non tanto olio. Poi prendiamo un viusterino, tanto impissimo il fuoco. Viusterino, pezzettini. Zuppetta di fagioli. Un po' di acqua per piacere, acquetta. Aggiungiamo la pastina. Forse che devo mettere un filo d'olio. Era qua, pastina e fagioli con i viewsters. Sì, amore. Sì, squasse, dopo buttiamo via. Vabbè, tanto mangiamo questa. Tetta, com'era la pasta e fagioli? Buonissima, adesso però le noci Adesso le noci del Signore offerte. Come si puliscono le pignate in bivacco? Beh, se c'è la neve, con la neve. Tac. Allora, pasta e fagioli top, pignatina praticamente pulita, però che c'è sti due visterini qua che mi fa peccare lì fuori. Occhio che li butto su adesso. Su Tirol, Alto Adige, vister. Senti come che sfrigo Lea. Paninetto viewster con pane, più viewster che pane, ovviamente, perché il pan impenisce e basta. Biretta, tac. Alla salute vostra, miei amici che mi seguite, che ci seguite. Era mio amore che mangia il paninetto con i viewster. Ah, notizia bomba, ha tagliato il pane senza aprirsi la mano. Grande. Mano guarita, guarda, c'è un po' di segno ancora, appena, ma è un ricordo di Creta. Guardate i video di Creta, non fate i timidi. Come al solito, fatto 30, proviamo a fare anche il 31. Lasciamo qua, affidiamo i nostri averi al bivacco, zaino e robe varie, e tentiamo l'ascesa al monte Mesola. La stradina parte da qua. Andiamo a vedere cosa si vede dall'alto. Allora, lì è il bivacco. Il Consuelo abbandona la sfida. Tutto il primo pezzo è cordino per aiutarsi su roccia e piccoli tratti di scalette di legno. Andiamo su e vediamo. Prima di arrivare alla cima della punta Mesolina, ho scoperto non Mesola perché la Mesola è più in là, vi faccio vedere quella che è denominata la collinetta della morte. Mi informerò, magari in qualche modo vi saprò dire perché, sicuramente è per discorsi di guerra. Sotto lì c'è il lago, solita marmolada. Siamo quasi arrivati in vetta alla Mesolina. Eccomi qua, un quarto d'ora, 20 minuti e 50 metri di dislivello in più. Siamo alla croce del monte Mesolina. Guarda qua, il monte Mesola dovrebbe essere quello teoricamente.
E qua un po' di panorama su montagne che non so, a parte il Pelmo e l'Antelao, Civetta dietro le nuvole, Marmolada, tutto il resto è da scoprire. Guarda che razza di parete qua, guarda che roba, guarda. Bellissimo comunque. Sotto là c'è un laghetto e qua silenzio assoluto. Adesso vediamo se riesco a rimettere in piedi questa croce. Guardala qua, con 2 o 3 sassi incastrati, un po' posticcia ma meglio di prima. Adesso torno giù al bivacco del mio amore e come voi forse avete già capito il mio rapporto con Relive non è proprio dei migliori. Infatti in salita si è sminchiato e non ha ripreso un cacchio, quindi adesso lo faccio partire in discesa. Tanto salita e discesa sono il medesimo sentiero, quindi ci vediamo dopo, ciao! Abbiamo recuperato i nostri averi, abbiamo chiuso e pulito per quanto possibile il bivacchetto. Ringraziamo bivacchetto Ernesto Montadini, molto carino, sarebbe un po' da mantenere un po' meglio, forse anche chi viene dovrebbe mantenerlo meglio, va bene. Noi le immondizie le avevamo prese su tutte, non le altre perché non ci stanno, ma le nostre sì. E adesso ci apprestiamo ad intraprendere la discesa per lo stesso medesimo sentiero di salita. Consuelo è già sparita dietro la roccia, è già andata in anticipo. Ci vediamo alla macchina, ciao Fiosse, ciao Fiossi. Cioè questa è stata a me faccia, siamo praticamente ritornati in prossimità del rifugio Padonno e la Consuelo mi fa sì vabbè ma è troppo corta arrivare direttamente alla macchina. Prima parlando con i signori che abbiamo trovato in bivacco, che oltretutto si sono già iscritti al mio profilo, quindi iscrivetevi al canale, gli ho spiegato che c'è una traccia giù per di là che praticamente costeggia, passa per la collinetta della morte, poi scende al lago di Fedaia e si fa il giro del lago di Fedaia. La morale della favola sono: Consuelo è andata di culo, Simone in diretta, sono altri 6 km e 9 per teoricamente 2 ore. Oh, se lo dice la Consuelo io devo solo dirgli va bene, andiamo. Quindi Relive non avrete né la salita né la discesa, perché la discesa sarà con tutto un altro percorso, ma vi lascio le tracce in descrizione. Simone! Lungo il sentiero che stiamo intraprendendo adesso per fare il giro del lago dalla parte del bivacco ci sono questi strafanti qua. Se sono più di un'ora, 2, 3, 4, onestamente non li ho mai visti. Qua piste da sci non ce ne sono, quindi non penso che siano tenitori per le reti, quindi neanche cannoni sparaneve. Qualcuno per caso sa a cosa servono questi cosi? Grazie se mi rispondete. Intanto andiamo avanti in mezzo al paccioro, in mezzo alla neve. Quando è periodo qua c'è il pastore, cani da lavoro, quindi se avete cani magari in sta zona qua teneteli a guinzaglio onde evitare brutte sorprese. A una certa arriviamo a questo bel bivio che ci indica la nostra destinazione, che è la diga di Fedaia. Di qua si va anche a Porta Vescovo. Qua siamo a Pré de Padon 2350, madonna sono dislessico. Prima probabilmente ero da qualche parte sulla in cima, ma guarda qua che paesaggio, guarda che roba, tutti sti popodemassi, è una cosa mi viene da dirvi. Venite in montagna finché è possibile, perché prima o dopo sti qua si sgretolano tutti e non trovate più niente, perché tocco a volta si smonta in montagna. Consiglio mio spassionato, dopo se vuoi stare in spiaggia magari in qualche altro posto fico che vuoi. In merito all'acqua, intorno al bivacco non ce n'è traccia, però poi scendendo questa è la prima fonte di acqua che troviamo, ma probabilmente è solo merito delle ultime spiovazzate che ha fatto, del fatto che ha nevicato e poi ha fatto caldo, quindi si è risciolta la neve. Anche lì avanti c'è un altro torrentello che viene giù, quindi secondo me fonti fisse e stabili non so se ce ne siano. Tanto lì sotto c'è il lago, prima o poi questo falso piano finirà e cominceremo a scendere. Qua per esempio c'è un torrente sul sentiero o un sentiero sul torrente. Sta di fatto che l'acqua
sgorga precisamente da qua, da dentro la montagna. Queste sono le robe che mi fanno impazzire, cioè è una roba no figa di più. Da dentro la montagna butta fuori acqua e via andare. Allora noi partiamo esattamente dietro a quello spuntone là in fondo, è tutto un bel falso piano, a parte l'ultimo pezzettino qua che è un po' di salita, lago solito marmolada. Guardate qua, guarda un'altra vista, guarda là, guarda là, che sia un bivacchetto quello o una casetta privata. Ah, Baita Val de Feda. Adesso noi scendiamo ancora, un'oretta ancora segna, sentiero 698A, giù di là. E magari nel frattempo vado a vedere anche se c'è aperta che casetta. Tac! Siamo arrivati al cospetto della baracchetta qua, che mi sembra un rimasuglio. Guarda qua che c'è un paio di scarponi, i resti di una stufa economica. E probabilmente una volta era una sottospecie di bivacchetto, anche perché c'è un'altra stanza ancora di là, una stanza a marcia, quindi se volete passare la notte magari si può anche affrontare una notte. E noi continuiamo a seguire l'allelo. Qua che c'è anche il comignolo, quindi stufa economica non si usa più. Continuiamo a seguire l'allelo e scendiamo verso il lago, che fa un freddo della Madonna ormai. Dal versante di qua acqua ce n'è a pacchi, tanto che spesso e volentieri sentiero e torrente si incrociano e diventano un tutt'uno. Guarda qua che passaggino per stonfarsi i piedi. Occhio che vado a muoio adesso. 8, 3, 2, 1, dai che vado in acqua. Invece no. Neanche mia amore è stata bravissima con la sua bacchettina d'appoggio. Guarda il lago, dai che manca poco, dai che siamo arrivati. Uno caso, adesso bisogna fare tutta a diga e dopo fare tutto lungo il lago, andare fino in fondo verso macchina. Altro che siamo arrivati, che ne abbiamo ancora da camminare. Vi mostro anche una mezza cascata, guarda qua, cascatina. Stiamo attraversando la diga e siccome qualcheduno che piace, lo so, mi piace in cammino, guarda che bei colori dell'autunno che viene avanti. Olè, guarda che diga. Guarda che colori, mamma mia che colori. Fiossi, abbiamo finito il giro lungo il lago Fedaia. Cosa dire, sono all'incirca tutto il giro 680 metri di dislivello in salita e in discesa fino in cima. Io pensavo il doppio. Fino in cima al monte, quindi fino al bivacco saranno 6,30 e 10 km e mezzo all'incirca. Il relieve va a metà, quindi capisco solo che rientro. Se lo perde, fidatevi di me, vi lascio la traccia in GPS in descrizione. Andiamo sotto guida. Ciao!